Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità e del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, che dovrebbe essere già in collegamento. Ci sei, Daniele? Buongiorno caro direttore, carissimo Giovanni, come stai? Io bene, direi, dai, tu? Molto bene, bene quando ti sento. Assolutamente bentornato su Radio Libertà. Dunque, oggi avevo particolare piacere di parlare con te, anzitutto perché tu sei in libreria con un tuo nuovo saggio che straconsiglio, che si intitola Occidente, noi e loro, contro la resa a dittatori islamisti, di cui che sarà il filo conduttore della nostra chiacchierata, ma perché non è una, come dire, una lettura accademica, è una lettura che sviscera la nostra contemporaneità. Ma perché mi faceva piacere oggi? Faccio questa mini premessa perché domenica si tiene la manifestazione annuale di Pontida, che è una manifestazione molto importante per la comunità, diciamo, politica e umana a cui si rivolge anzitutto questa radio. Quest'anno è stata prevista appunto il 6 ottobre, esplicitando, diciamo, l'anniversario della battaglia di Lepanto, che in realtà venne il 7 ottobre 1571, ma si tiene di domenica e quindi la domenica prima, ma fu proprio dichiarato questa volontà di commemorare la battaglia di Lepanto e fu uno scandalo sui giornaloni, partiti alla sinistra, la Pontida islamofoba, la Pontida contro l'Islam. Io la trovai una reazione molto istruttiva perché a Lepanto, ricordiamo in estrema sintesi, la flotta della la Lega Santa rappresentata in particolare dalla Repubblica di Venezia, poi dall'Impero Spagnolo e da altre repubbliche e granducati italiani, sconfisse la flotta dell'Impero Ottomano e fu un momento di tenuta, diciamo, della nostra civiltà. Perché fu letto subito in chiave contro, cioè a nessuno venne in mente che poteva essere una cosa invece per rivendicare noi, anzitutto, non per attaccare loro, per usare i tuoi due termini antitetici, cioè per rivendicare una storia, una civiltà e la capacità di una civiltà di compattarsi attorno a dei valori e di non arrendersi. Allora volevo chiederti, in primis, diciamo, di raccontarci un po' chi sono oggi noi e loro e come dire, se abbiamo ancora questa capacità di riconoscerci anzitutto noi. Bravissimo, proprio parto dalla tua coda, perché noi e loro, diciamo, chi siano loro si capisce abbastanza. Dalle Torri Gemelle in poi l'hanno detto con grande chiarezza cosa vogliono fare, in particolare sul versante dell'integralismo islamico, vogliono ammazzarci o sottometterci e questo diciamo l'hanno fatto capire con le due torri, con una quantità di attentati anche in Europa, con guerre in Medio Oriente e atti terroristici qua. Poi c'è anche naturalmente un altro versante che è quello delle altre autocrazie non islamiste, ma diciamo anche quelle cooperano nel versante del loro. Il problema, come tu giustamente dicevi, è l'altro pronome, cioè noi, il che richiederebbe in primo luogo una capacità di comprendere la propria soggettività, chi siamo noi, e invece qua noi ci vergogniamo di noi stessi. Qua siamo passati da una specie di cancel culture a uno stadio ulteriore che è quello della shame culture. Ci vergogniamo, la cultura della vergogna, ci vergogniamo di essere quello che siamo, non riconosciamo più noi stessi. Qua nessuno propone nuove crociate. Il problema è che la guerra santa la stanno muovendo altri e semmai anche diciamo, più vicino a casa nostra, anche nell'ambito culturale del centrodestra, a mio modesto avviso, noi dobbiamo, e spero che a Pontida questo punto delicato venga preso in esame, avvicinare la battaglia qui e la battaglia lì rispetto al fronte islamista. Tutti abbiamo timore dell'integralista islamico nelle nostre città, poi però siamo più freddi rispetto al Medio Oriente, ma è la stessa battaglia fatta in due diversi teatri. Se vincono lì hanno più probabilità di avvelenare anche qui e viceversa.
Assolutamente. Tra l'altro volevo girarti questa osservazione. Tu nel libro citi ovviamente più volte, Oriana Fallaci che aveva questa consapevolezza, no, come dire, della decisività storica, anche del nesso, come dici tu, che c'è tra qui e lì. Citi ovviamente più volte, per la gioia del sottoscritto, la stagione di Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Volevo dirti che a me però il primo riferimento che è venuto in mente leggendoti è quello a Samuel Huntington, no? Sì. Teorico del tanto bistrattato e, come dire, ridotto a tesi reazionaria dello scontro di civiltà, quando Huntington non era affatto un reazionario. Huntington diceva che le civiltà, adesso semplifico ovviamente, ma che le civiltà non sono sempre commensurabili, compatibili, non possono sempre a sfociare in un'integrazione, in un minestrone, no? In una edulcorazione tra di loro, perché le civiltà spesso si escludono a vicenda. Ecco, volevo chiederti, è un po' questa la battaglia? C'è questa consapevolezza oggi che le civiltà non possono sempre contaminarsi, perché possono avere, no, come dire, dei valori strutturali differenti. Non solo, ma come tu giustamente dici, non è che Huntington, il famoso clash, lo scontro tra civiltà, lo auspicasse, non è che lui dice, ah che bello, vi racconto questa Certo, cosa, siamo minacciati, e lo descriveva, lo paventava, lo temeva, lo indicava come rischio, era un grande campanello d'allarme, i competenti direbbero una wake up call, una chiamata di sveglia, e invece fu aggredito come se lui, pazzo, furioso, bellicista, volesse menare le mani con gli islamici, ma non era questa l'intenzione. Cioè, come sempre si scambia il termometro per la febbre, come sempre si scambia chi denuncia un rischio come una specie di piromane che auspica l'incendio, ma non è così. assolutamente. Volevo anche che tu ci spiegassi, perché sono due elementi decisivi secondo me, alcune rimozioni che secondo te stanno avvenendo al nostro interno nella società occidentale europea e che sono, come dire, manifestazioni proprio di masochismo, mi viene da dire. La prima rimozione decisiva che tu citi è la rimozione del nemico, cioè del fatto che a volte esista un nemico tecnicamente identificato, fin senza giudizio, comunque esistono i nemici. Ce la vuoi spiegare? Ma sai, guarda, l'esempio ci viene, ahimè, vicino a noi. Prendiamo un fatto di cronaca orribile che ci ha commosso tutti di 8-9 giorni fa. A Mestre, un moldavo irregolare che fa un tentativo di rapina, ne fa un secondo, un ragazzo cerca di intervenire, peraltro un ragazzo dei centri sociali, quindi di opinione diversa da te e da me, ma si comporta da uomo e da eroe, Assolutamente. cerca di aiutare la donna che era vittima di una delle due rapine e viene accoltellato a morte. Va bene? Una tragedia, e noi ci leviamo il cappello davanti a questo ragazzo, anche se di opinione opposta alle nostre, che però si è comportato veramente con un coraggio da leone. E ora che dicono invece i suoi amici dei centri sociali? Che è colpa nostra, non abbiamo integrato, non abbiamo compreso. Se perfino un accoltellamento del tuo amico, se perfino un atto così brutale ed esplicito nella sua chiarezza non vale a chiarire chi sia il nemico, o l'avversario, o comunque quello che ti sta procurando un pericolo, io mi domando che altro debba accadere. Cioè non c'è bisogno di arrivare a Gaza o nella Tana dove stava Nasrallah in Libano. Ahimè, basta fare molti meno chilometri per capire che il nemico c'è, è in campo, è nel campo di battaglia, è armato, è determinato a farci male in modo distruttivo e nichilista, e noi fischiettiamo, anzi ci autocolpevolizziamo. Sì, è collegata credo a questa. C'è un'altra rimozione che emerge dalla tua riflessione, che è ulteriormente paradossale, perché è la rimozione di qualcosa in cui l'Occidente era molto bravo, di qualcosa che forse spiega anche il 1989, cioè la vittoria sul totalitarismo comunista, che è la rimozione della deterrenza. Cosa intendi in questo caso? Due accenni e arrivo alla deterrenza secondo aspetto. Il primo elemento è di volontà politica. Che vogliamo fare?
vogliamo vincere o vogliamo calcisticamente giocare per lo 0-0 o addirittura tragicamente per lo 0-1, come facevano certi allenatori catenacciari già autocondannatisi alla sconfitta, eccetera. Prima ancora che diventasse presidente degli Stati Uniti, io racconto questo aneddoto, chiesero a Reagan ma come finisce la guerra fredda? E lui, premettendo che avrebbe detto una cosa ipersemplificata, ipersemplicistica, rispose con 4 parole: we win, they lose. Noi vinciamo e loro perdono. Sembrò una smargiassata, eccetera, ma invece era un programma, un obiettivo, e quando divenne presidente si mosse esattamente in questi termini, come attraverso, arrivo al tuo secondo punto, attraverso la deterrenza. Non fece guerra, semplicemente costruì un arsenale militare soverchiante rispetto alla vecchia Unione Sovietica, mostrò una superiorità schiacciante che alla fine fece implodere l'Unione Sovietica, e accompagnò questo terzo elemento anche con la esposizione di principi, difese i dissidenti sovietici e dell'Est Europa, difese le vittime dei regimi, proclamò la superiorità del nostro modello rispetto al modello segregazionista sovietico e di mediazione della libertà. Nell'87 andò a Berlino, in quel momento Berlino Ovest, e tenne il noto discorso: Mr. Gorbaciov, butta giù quel muro. I soliti consiglieri tremebondi glielo sconsigliarono, ma non lo fa. Lui invece lo fece, sembrava una follia, 2 anni dopo quel muro è venuto giù. Quindi volontà politica, deterrenza come uso delle armi senza usarle, ce le hai e proprio perché ce le hai e hai i muscoli più forti, l'altro è indotto a stare con le penne basse, e difesa dei principi. Qual è l'alternativa? È una brutta parola, appeasement, cioè l'illusione che col dittatore, col nemico, tu lo tieni buono, sei accondiscendente e le cose prima o poi andranno. Con Hitler non funzionò, e segnalo che quelli che praticarono questa politica verso Hitler erano dei grandi politici, mica erano Di Maio e Di Battista. No, direi di no. Chamberlain era un gigante della politica inglese, Daladier e Laval erano 2 eminenti protagonisti della politica francese, cioè erano persone con una statura politica e intellettuale, e erano, io vorrei dire, in buona fede convinti di poter arginare il male, ma aveva ragione Churchill. Sì, diciamo che sì, la storia ha messo una sentenza oltre la Cassazione, diciamo. Riflettevo che allora mutatis mutandis, perché si tratta di 2 personaggi molto diversi, e anzitutto Trump non ha quel grande afflato simbolico che aveva Reagan, la città sulla collina, l'esposizione americana in favore della libertà, quindi non facciamo equazioni facilone. Però mi viene da dire che forse l'unico leader occidentale che in modo più prosaico, meno, se vuoi, anche teorizzato, meno però poi efficace, che ha esercitato la deterrenza è stato Donald Trump, perché comunque nei 4 anni in cui è stato alla Casa Bianca sono 11 anni in cui Vladimir Putin, per esempio, è stato rintanato in casa sua. L'Iran ha dovuto ridurre la sua abitudine di incendiare il Medio Oriente, le autocrazie canaglie varie di cui parli tu, insomma, sono tendenzialmente state rintanate. Insomma, Trump la deterrenza l'ha esercitata, o no? È esattamente così. Non sempre magari ha predicato benissimo, i suoi discorsi appunto non sono quelli di Thatcher e Reagan, quindi non avrà predicato in modo da scaldare i cuori, ma ha razzolato benissimo, e soprattutto, cosa decisiva, ha mostrato che in quel momento il guardiano del mondo era forte, e quando il guardiano del mondo è forte e percepito come tale, i cattivi del mondo a Teheran, a Mosca, in Corea del Nord, persino a Pechino, sono più cauti. Questo è un dato di fatto. Naturalmente noi sappiamo che Trump ha un tasso di imprevedibilità che ci potrà portare, io spero, a delle buone sorprese o a delle sorprese meno buone, ma questo elemento di, direbbero gli analisti, di postura assertiva, di robustezza dell'atteggiamento è un suo merito assoluto. Di più, proprio la sua imprevedibilità è un elemento che induce autocrati e islamisti a stare cauti. Guarda, quello
chissà che fa, stiamo buoni. Con Biden vale esattamente il contrario, trasmette un senso di debolezza che ha consentito a chiunque di allargarsi. Sì, e forse quella battuta di Putin preferisco che vinca Biden, quando era ancora Biden il candidato, aveva anche questo elemento di verità, diciamo. Ma non c'è dubbio, questo è uno dei casi in cui Putin ha detto la verità. È stata presa anche il recente beffardo, per carità, mini endorsement del Cremlino per Kamala Harris, è stato preso come una battuta, come un dono avvelenato, come una specie di mela avvelenata che in realtà nasconderebbe il diabolico calcolo del Cremlino di dire meglio Trump. Invece, come tu dici, vale per 4 anni fa e vale per oggi, forse è una delle rare circostanze in cui la propaganda russa ha semplicemente detto la verità, ciò che a loro converrebbe. Esatto, per fare un aggancio alla cronaca recente che poi approfondirei nella seconda parte della nostra chiacchierata, però questione iraniana che sta emergendo prepotentemente, ma che in realtà era già emersa il 7 ottobre, no? Per chiunque legga la realtà senza paraocchi ideologici. Tu nel libro citi per esempio John Bolton, che è storico, esponente, neoconservatore americano, secondo cui la vicenda iraniana è proprio il paradigma del masochismo invece americano dell'amministrazione Biden, che non solo ha lasciato incancrenire, ma si è illuso appunto di coccolare gli ayatollah. Ecco, che errori sono stati fatti con con i tagliagole in capo, diciamo, perché gli ayatollah sono i tagliagole in capo, e siamo arrivati qui anche per questi errori? Sì, guarda, aggiungendo un aneddoto che non ho inserito nel libro, ma così diciamo varrà a te e a me come attacco dalle anime belle, dicendo ma chi citano, eccetera. Oltre a John Bolton potrei citarti, ero molto giovane, primo libro scritto, lo traduco in inglese, venne ospitato all'American Enterprise Institute e introduce e coordina Michael Levin, grande esponente della scuola neocon, e io gli chiesi ma allora la cosa in Iraq, e lui sbagliato, e io non capivo come sbagliato, no, c'è perché dovevamo partire dall'Iran. E non era una battuta per, diciamo, épatele bourgeois, per così, sorprendere, ma era una valutazione politica. Il vero fattore di avvelenamento dell'intera area è il regime degli ayatollah che stanno a Teheran dal 79, prima Khamenei, adesso l'orbido Khomeini, che non solo opprimono il loro popolo in modo orribile, ma armano, finanziano, alimentano i tentacoli della fiora del terrore, Hamas, Hezbollah, Jihad Islamica. L'obiettivo dichiarato è quello di distruggere Israele con il terrorismo e presto auspicano anche attraverso un programma nucleare. Ora hai l'occasione, nel momento in cui quel regime si mostra come una tigre di carta, di provare a capire se c'è una possibilità, ipotesi minore di metterlo in condizione di non nuocere oltre, ipotesi maggiore di farlo esplodere. E non è una cattiva notizia, sarebbe una notizia meravigliosa per centinaia di milioni di donne e uomini iraniani che sono semplicemente oppressi. Sono quelli che, come i siriani e come i libanesi, hanno festeggiato la morte di Nasrallah. Cioè, noi avevamo le nostre redazioni e le nostre cancellerie a lutto, e invece in piazza, in Iran, in Libia e in Siria, come potevano, festeggiavano, cantavano e ballavano. Qualcosa vorrà dire, no? Sì, un cortocircuito definitivo. Ho visto scene veramente commoventi sui social, per esempio, di donne iraniane che brindavano alla morte di Nasrallah, e, come dire, da far vedere in lupa alle femministe nostrane. Ecco. Ci fermiamo solo 30 secondi, torniamo subito con Daniele Capezzone. Bentornati a Parlando Liberamente. Stavamo chiacchierando col direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, in libreria Con noi e loro. Visto che facevamo accenno prima, diciamo, al lato, no, mediatico intellettuale di questa battaglia, o di questa battaglia che siamo riluttanti a combattere,
È caduto e abbiamo solamente un problema tecnico, ma rimediamo subito. Approfitto per ricordarvi il libro di Daniele Capezzone, Occidente, noi e loro, edito da PM, e in quel noi e quel loro ci piace ricordare che è direttamente collegato anche questo anniversario, l'anniversario della battaglia di Lepanto, dove noi ci ricordammo di essere noi. Tra l'altro la flotta cristiana, che come ricordavamo prima era formata in maggior parte da repubbliche e granducati italiani, ehm, non rinunciammo a combattere contro loro. Quindi, come dire, non una cosa di cui vergognarsi, ma anzi una cosa da rivendicare. È tornato con noi, credo, Daniele Capezzone. Ci sei, Daniele? Eccolo, pronti? Eccolo qua, eccolo qua. No, dicevo, visto che abbiamo chiuso la prima parte ricordando l'aspetto mediatico intellettuale, no, della battaglia, o della battaglia che siamo riluttanti a combattere, tu nel libro, parlando, diciamo, dell'intelligenza occidentale, soprattutto europea, parli di un lungo viaggio anti-occidentale che i nostri intellettuali hanno compiuto in questi decenni. Io cito solo perché appunto è clamoroso in questi giorni l'immagine di Michel Foucault, uno dei più grandi filosofi allora francesi, che nel 79 si precipita a adulare l'Ayatollah Khomeini e a innalzare peana la rivoluzione islamica in Iran. Ma insomma è una storia lunghissima, questo abbaglio della nostra intelligenza, no? Quello che forse Roger Scruton chiamava oicofobia, cioè paura e vergogna della propria casa e tifo per l'altro pur che sia, basta che non siamo noi. Che ci riepiloghi questo, come dire, autogol intellettuale continuo da parte dell'Occidente? Guarda, io faccio due distinte, ma proprio diverse, contestazioni alla sinistra occidentale e alla destra occidentale. Alla sinistra occidentale faccio esattamente la contestazione radicale che tu dici. Hanno applaudito il regime sovietico fino al 1989, naturalmente dopo l'89, essendogli caduto addosso il muro, non è che potevano continuare a dire com'era bella l'Unione Sovietica, e allora sono andati in cerca di surrogati anti-occidentali in giro per il mondo. E una volta il panarabismo, e una volta sono i regimi centro e sudamericani. C'è sempre una buona ragione, l'importante è avere per nemico l'Occidente, il quale Occidente, per carità, sarà pieno di difetti, pieno di guai, ci fa disperare tutti i giorni, dobbiamo combattere per cambiarlo, eccetera. Beh, non è che però butti il bambino con l'acqua a porta, tu puoi contemporaneamente essere contro il politicamente corretto, contro le derive tecnocratiche, contro le cose sbagliate fatte dai governi occidentali, ma al tempo stesso ritenere che il modello occidentale vada semmai salvato, salvaguardato, perfezionato, arricchito, non buttato via, no? E questo è il punto di vista. Sul lato destro faccio una contestazione più leggera, ma con una sua gravità. Cioè, in genere la destra, vale anche in questo momento per l'Italia, ha il posizionamento geopolitico giusto. Se tu prendi l'attuale governo italiano, poi le sfumature, i dibattiti, eccetera, ma sul piano parlamentare non ha sbagliato un voto, non ha sbagliato una sola scelta di schieramento in nessuno dei teatri decisivi, anzi io avrei terrore, come immagino te, all'idea di un governo giallo-rosso applicato alle guerre in corso, eccetera. No, questo è pacifico. Sarebbe raccapricciante. Ciò detto però, e qui sta la contestazione, nel momento in cui fai la cosa giusta, perché la stai facendo e ne hai gran merito, devi anche dirla, ti conviene alzare la bandiera dei principi, non devi avere paura di un momento di impopolarità presso l'opinione pubblica, perché se sei convinto di quei principi, la storia ti darà ragione, poco prima, poco dopo, ma diciamo così, se invece non lo fai, se invece c'hai, diciamo, l'imbarazzo, che io anche capisco se uno guarda i sondaggi stamattina, di ieri mattina, di domani mattina, minuto per minuto, guarda, facciamo la cosa giusta, però insomma teniamoci bassi nella comunicazione, eccetera. Può essere un calcolo, ma attenzione, perché nel momento in cui tu non parli lasci più spazio alle tesi ostili, crei le condizioni per una semina culturale ostile intorno a te e renderai piano piano sempre più difficile continuare a fare la cosa giusta che volevi continuare a fare.
Quindi questa è una per carità, non si pretende, figurati, che nessuno reciti i discorsi di Reagan a colazione, pranzo e cena, però un po' più di orgoglio nella collocazione occidentale, anche nell'esprimerla, non solo nell'averla, secondo me sarebbe un buon calcolo politico, un buon affare per i tre partiti di centrodestra. Sottoscrivo, diciamo che basterebbe forse un po' più, insomma, un po' più di fallaci, no? E un po' meno di tradizione bizantina, moderata, la famosa equivicinanza, no? Che è una cosa che c'è nella politica italiana. E che va, come dire, che è assolutamente un autogol. Stando invece a sinistra, perché domani ovviamente è la giornata di queste surreali manifestazioni, no? In occasione dell'anniversario del 7 ottobre, ci sono questi cortei per la pace, cortei contro il genocidio, parole d'ordine, come dire, mettete la parola d'ordine che volete. Diciamo che sono sicuramente cortei anti-israeliani, forse sono anche qualcosa in più. Tu tra l'altro hai scritto l'editoriale di Libero di oggi su questo tema. Altro che corteo per la pace, va in scena l'esaltazione del 7 ottobre e il PD tace, tra l'altro, che è un elemento politico rilevante. Allora volevo chiederti, tu nel libro dici, servirebbe qualcuno che, come fece Rossana Rossanda, cioè una comunista dura e pura, quando lei riconobbe che il terrorismo delle Brigate Rosse faceva parte dell'album di famiglia della sinistra. E oggi l'antisemitismo è diventato parte dell'album di famiglia della sinistra? Eh sì, perché sai, il calcolo di questi, quando hanno votato tutta una serie di provvedimenti che magari a noi liberali e libertari non piacciono molto, anche se ne comprendiamo il senso in buona fede, però provvedimenti restrittivi della libertà di parola, la legge Mancino, tutto. Loro però a sinistra l'hanno votata a cuor leggero, perché tanto qual era il calcolo? Dice, guarda che la bestia antisemita si ripresenterà a destra, sono i fascisti, questo era il calcolo. Quando però la storia si è incaricata di dimostrare che forse sì, ci saranno anche 5 cretini a destra, ma il problema è tutto a sinistra, salotti di sinistra, redazioni di sinistra, professori di sinistra, eccetera, improvvisamente balbettano. Allora, tu ed io immagino non siamo fautori come principio del divieto di manifestazione, no? Quindi No. da liberali e libertari potremmo anche essere intimamente lacerati e dire no, vabbè, però anche i più orrendi, anche i più terribili, i nostri avversari possano parlare. Certo, stavolta è difficile dare torto al Ministero degli Interni e alla Questura di Roma, perché qui non è un corteo su un'opinione, è un corteo che inneggia esplicitamente al 7 ottobre e lo definisce nel volantino di convocazione l'inizio di una rivoluzione. Quindi diciamo altro che opinione pura, qui è evidente che è prodromo di scontri quasi certi e di violenza, vorrei dire, quasi programmatiche, però diciamo l'imbarazzo ce lo dovremmo avere noi, ma non loro a sinistra che volevano addirittura divieti maggiori, no? Su questo. E invece stanno zitti, vanno per farfalle e non ne trovi uno che si esprima. E la verità è che il cortocircuito alla fine si è manifestato. Serviva un partito di sinistra responsabile, capace di fare argine, capace di dire ok, noi siamo di sinistra, non ci piace questo governo, non ci piace, che ne so, il governo israeliano di Netanyahu, ma noi gli antisemiti non li vogliamo, li buttiamo fuori, sconfessiamo questo corteo, anzi facciamo manifestazioni di segni opposti, e col cavolo, non se ne è trovato uno disposto a fare un ragionamento di questo genere, il che parla da sé. Sì, direi di sì, non necessita di ulteriori commenti. Invece collegato a questo tema, le manifestazioni, le proteste, il circo oggettivamente filo Hamas che è andato in scena per esempio nelle nostre università nei mesi scorsi, spesso come tra l'altro al solito mero scimmiottamento di, diciamo, derive dei campus anglosassoni. Il tuo libro ha un capitolo secondo me bellissimo che io veramente consiglio, diciamo, consiglio nel consiglio, questo capitolo, che si intitola Lettera aperta a un giovane confuso, dove tu idealmente ti rivolgi a questo, diciamo, tipo umano, no? Cioè lo studente universitario genericamente contestatore che replica queste parole d'ordine a essere generosi terzomondisti, diciamo antioccidentali, spesso espressamente filoterroriste. Allora ti volevo chiedere di spiegare questa lettera dove tu parti citando
no, la famosa poesia di Pasolini che diceva agli studenti del 68 che fin in troppi gli leccavano il culo, lui non lo faceva. Ecco, visto che neanche tu lo fai oggi, dici. 100 piani più in basso di Pasolini. Però il problema si ripropone pari pari. Io che sono un credulone continuo a ritenere che gli interlocutori per principio siano sempre di buona fede e quindi voglio partire dall'idea che il ragazzo, che la ragazza che manifestano eccetera siano appunto totalmente ben intenzionati. Allora scusa, ricompichiamo dei concetti elementari. Siete a favore del dissenso politico? Molto bene, ma lo sapete a Teheran che succede ai dissidenti politici? Galera, morte e video. Vi dichiarate a favore dei diritti delle donne? Molto bene, benvenuti, ma lo sapete che lì è il regime della segregazione delle donne, della lapidazione delle adulte. Vi dichiarate molto bene a favore della libertà sessuale e del rispetto delle libertà delle persone omosessuali, molto bene, eccellente, ma lo sapete che cosa accade in quei regimi? Cioè, quando tu vedi questi cartelli, Queers for Palestine, eccetera, che possiamo tradurre capretti per la Pasqua e tacchini per il Natale, ti cadono le braccia, perché vuol dire che o non hanno mai collegato le due cose o nessuno li ha aiutati a farlo. Allora, io penso che, lo so che a volte può essere sconfortante dire ma come, ma nel 2024 dobbiamo ricominciare neanche dalle lettere dell'alfabeto, ma dalle asticelle come all'asilo, no? Prima dell'alfabeto ti fanno fare le aste, queste cose qua. Però secondo me vale la pena con pazienza di farlo. Ogni persona che noi indurremo a un minimo di riflessione che non aveva fatto è un piccolo tesoro che riconquistiamo a un minimo di discussione adulta. Certo, forse anche una lezione di metodo se vuoi, no? Cioè un metodo alternativo rispetto al loro che è un fondamentalismo, poi volontario o involontario che sia, e invece provare l'interlocuzione è anche una lezione di metodo, ecco. Sì, ma anche poi sai, e qui invece la cosa si fa più grave perché riguarda i professori, le autorità universitarie. Io sono stato sconvolto da una notizia che purtroppo non è stata smentita della scorsa settimana. Yale, la grande università del Connecticut, top del top dell'accademia americana, eccetera. Ricorderete tutti che la scorsa primavera c'erano state manifestazioni pro-Palestina trasformate in una specie di caccia allo studente ebreo, no? Una cosa vergognosa, eccetera. Bene, allora, hanno detto no, stavolta ripariamo perché lunedì è 7 ottobre, quindi bisogna fare una cosa in ricordo. Molto bene. E che cosa hanno deciso? Hanno deciso, tenetevi forte amici ascoltatori, di fare una shared vigil, cioè una veglia congiunta to remember and mourn, per ricordare e piangere Israeli and Palestinian victims, le vittime israeliane e palestinesi. Ma il 7 ottobre dove stanno le vittime palestinesi? Allora, per carità, ricordare tutte le vittime è sempre opportuno sin dalle guerre tra Atene e Sparta. È sempre un atto di pietas ricordare tutte le vittime e stando all'ultimo anno ci mancherebbe, il nostro cuore sanguina anche per ogni vita persa a Gaza, mancherebbe altro. Piccolo dettaglio, però il 7 ottobre non ci sono state vittime palestinesi. Cioè, allora, perché bisogna alterare la realtà in questo modo? Che facciamo? Lo dico ai soliti di sinistra. In occasione dell'anniversario di una strage nazista in Italia, organizziamo una veglia congiunta per ricordare le vittime dei nazisti e anche i soldati tedeschi morti. Penso che loro avrebbero delle obiezioni, no? Sì, per usare un eufemismo. In quel momento e nella stessa circostanza. E invece si procede così. Indubbiamente. Senti, volevo chiederti, quella che tu nel libro definisci l'atonia morale spesso dell'Occidente, io trovo che diciamo in Europa sia un'atonia al quadrato, cioè negli Stati Uniti ovviamente dipende molto dall'amministrazione, come abbiamo detto prima, un conto sono amministrazioni democratiche recenti largamente insoddisfacenti, un conto è quando obiettivamente governano i repubblicani, poi con vari livelli di entusiasmo da parte nostra, diciamo da Reagan a Trump, però insomma questa differenza c'è
c'è, ma una tenuta minima in genere gli Stati Uniti la garantiscono. L'Europa è spesso che è onnipresente come struttura burocratica, organismo dirigista, retorica, eurolirica, come dici tu, poi invece però su questi macro temi decisivi per la nostra sopravvivenza è completamente assente. Allora mi ha fatto piacere che tu nel libro ripubblichi e poi glossi e commenti uno straordinario discorso di Margaret Thatcher che tenne nel 1988 a Bruges, che peraltro il giorno che uscì online il nuovo sito di Radio Libertà nel nostro piccolo lo ripubblicammo anche noi, quindi mi Che sono bello, veramente che perché è veramente una bussola alternativa rispetto all'idea e alla pratica di Europa che ha preso piede. Allora volevo chiederti, visto che tra l'altro sembra uno scandalo invitare magari leader europei che non sono la Thatcher ovviamente, ma come Wilders o Orban, che comunque hanno un'idea diversa rispetto all'andazzo eurolirico. Ci puoi spiegare, esiste un'altra idea possibile di Europa e forse è meglio per noi, per quel noi? Ma guarda, allora, intanto grazie per questo ricordo. Io veramente invito tutti a rileggersi quel discorso e a fare un piccolo gioco intellettuale, cioè levate le parole che sono evidentemente rivelatrici dell'anno in cui il discorso fu pronunciato. Lei in quel momento parla di Comunità Economica Europea, usa le parole del 1988, no? Ma se Certo. tu cancelli anziché dire Comunità Economica dici Unione Europea, veramente il discorso sembra scritto mezz'ora fa. E l'attualità delle sue risposte sull'Europa, sull'Occidente, sul mercato, sulla difesa è qualcosa di straordinario. Io mi permetto nel saggio critico che ho modestamente aggiunto alla ritraduzione del discorso, di dire guarda, rileggetelo sia se siete come me eurocritici, sia se siete su sponda opposta eurolirici. Gli eurocritici come noi potranno scoprire, e quindi sarebbe utile secondo me anche a Orban e a Wilders, che puoi praticare un'azione euroscettica non solo destruens, ma anche dotata di una prospettiva construens, cioè che alcune cose si possono fare in comune, ma senza soffocare le capitali, i governi nazionali, i parlamenti nazionali, con una capacità di controllo reale, tenendo sempre vicino ai cittadini le attività controllabili dai cittadini stessi, eccetera. Ma dovrebbero rileggerlo pure gli eurolirici. Se avessero dato retta alla Thatcher, che invece fu anatemizzata allora, se avessero capito quello che lei diceva e diceva per carità non fate un'integrazione politica troppo spinta, facciamo meno cose, non cercate di soffocare i governi e i parlamenti nazionali, scoprirebbero che forse un pezzettino del progetto europeo potresti anche salvarlo, un pezzettino, ma in modo intelligente. Ma invece naturalmente gli eurolirici continuano a dirci che noi dobbiamo avvolgerci nel bandierone europeo e consegnarci non si sa a quale istanza come dire, del tutto scollegata dalla nostra capacità di controllo e anche di reiezione attraverso il voto. Indubbiamente. Senti, volevo chiudere con una domanda biecamente semplicistica e provocatoria, ma per capire il tuo grado di pessimismo o ottimismo, cioè se oggi ci fosse la necessità di una Lepanto, nessuno se lo augura ovviamente, qui rifugiamo la retorica bellicista, diciamo anche solo di una Lepanto culturale, però di una chiamata diciamo alle armi culturali vera, alla fine avremmo la forza di ricordarci di noi e di difendere quel noi o no? Temo di no, perché quel momento c'è e per usare un'espressione di Ugo Lamalfa, l'Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme. Oggi quello è il momento e troppi fanno finta di non capirlo, troppi fanno finta che si tratti di una questione locale, addirittura equiparando le parti, no? Appello alla moderazione delle due parti, appello alla de-escalation, ma allora non hai capito, diciamo, al netto delle opinioni di ciascuno, qual è la diversa natura dei due soggetti in campo. Forse non l'hai capito che da una parte c'è qualcuno che ci vuole uccidere e sottomettere,
dall'altro c'è qualcuno che cerca di fare argine all'islamismo. Indubbiamente, insomma, speriamo in un colpo di reni al 92esimo. Daniele, ti ringrazio molto di essere stato con noi. Ricordo il tuo libro Occidente, noi e loro, e insomma, a presto. Buon lavoro Giovanni, buon lavoro caro direttore, e in bocca al lupo per l'evento di Pontina. Crepi, a prestissimo.